Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. Continuano senza sosta le ricerche a Favara della 38enne Marianna Bello, travolta dall'alluvione che si è abbattuto nell'Agrigentino e dispersa da ieri. Le perlustrazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti tutta la notte con l'ausilio anche di un elicottero dell'Aeronautica. I carabinieri hanno arrestato 10 persone, 2 delle quali già in carcere, accusate di essere parte di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti a Bagheria nel Palermitano. A gestire in prima persona la piazza di spaccio era un trentenne del luogo. Altre 8 persone risultano indagate. Il GUP di Palermo, Marta Maria Roberta Bossi, ha condannato a 5 anni e 4 mesi Salvatore Mirto, 19 anni, nel processo con rito abbreviato per la violenza sessuale ai danni di una minorenne di 14 anni avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 2024 sulla scogliera dell'Addaura. Il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni, la difesa ha annunciato il ricorso in appello. I carabinieri di Paternò nel Catanese hanno arrestato 3 giovani di 28, 22 e 20 anni gravemente indiziati di tentato omicidio. L'indagine riguarda l'episodio del 9 dicembre del 2024, quando un 56enne fu ferito da un colpo di fucile a canne mozze dopo una lite legata ad un asserito debito di droga del figlio della vittima. Con il volto scoperto e un coltello da cucina in mano, ha provato a farsi consegnare il denaro all'interno di un ufficio postale del centro di Catania. I dipendenti non si sono lasciati intimidire e hanno opposto resistenza, costringendolo a scappare a mani vuote. L'uomo, un catanese di 36 anni, è stato individuato e arrestato per tentata rapina. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.